Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Per la 15ª puntata di Sardegna Sacra on the Road, oggi siamo ad Arbatax. Perlomeno in questo momento siamo ad Arbatax, perché poi nel corso della mattinata ci sposteremo. Dietro di me le famose Rocce Rosse, questa meravigliosa scogliera di porfido rosso che chiaramente si resta estasiati nel guardarla. Ora il sole non è ancora arrivato, c'è qualche nuvola e non possiamo ammirare gli splendidi colori verde smeraldo del mare alle mie spalle, ma come sempre vi invito a venire di persona per poterla ammirare. Abbiamo voluto iniziare la puntata da qui, che insomma è anche un luogo simbolico, bello, e quindi ci sembrava un peccato non farvelo vedere, anche se un po' di corsa. Infatti ora ci spostiamo e andremo a fare visita al laboratorio artigianale tessile d'autore per parlare di artigianato tessile e artigianato artistico ispirato alla tradizione sarda. Poi ci sposteremo ancora e torneremo in montagna, dal mare alla montagna, e visiteremo alla Nusei. Ci sono anche i gabbiani, li lasciamo passare. Visiteremo alla Nusei il bellissimo complesso archeologico del Bosco Selene, quindi un complesso nuragico molto importante, per cui una puntata sicuramente da non perdere per gli appassionati di archeologia. Quindi dalla Barbagia ci siamo spostate in Ogliastra, però come sempre vi racconteremo tutto questo dopo la sigla. Siamo qui a Tortolì e ci troviamo all'interno del laboratorio tessile d'autore di proprietà della famiglia Mariotti. Siamo qua con Ketty. Buongiorno. Ciao, Ketty. Grazie, buongiorno a voi. Che adesso ci racconterà un sacco di cose interessantissime sulla tessitura sarda e sull'artigianato artistico tessile. Ma prima di entrare in dettagli, visto che è una storia bellissima, me l'ha appena raccontata, vorrei che ti raccontasse anche a voi, insomma, la storia di questa famiglia legata a una tradizione tessile, insomma, antica. Sì, ok. Allora, la mia famiglia, insomma, partì con i suoi genitori in Toscana. Abbiamo una famiglia agropastorale alle spalle e quindi partirono per quello, per andare nella Maremma a seguire i greggi, insomma, le greggi. E là mia madre e i miei zii appresero quello che era la tessitura in Toscana. Comunque Prato era una delle città per eccellenza migliori per quanto riguarda la tessitura, e appresero l'arte della tessitura. Poi mia madre si innamorò, insomma, di mio padre, e negli anni 70 circa decisero di scendere in Sardegna e applicare quello che avevano imparato in tutto questo tempo in Sardegna con la tessitura sarda. Quindi andarono a fare degli studi, delle ricerche per cercare, insomma, di capire come funzionasse la tessitura sarda. E là ad Urzulei, il nostro paese d'origine, hanno creato un'azienda abbastanza importante. Negli anni 90 poi hanno deciso di trasferirsi a Tortolì. Tortolì è una cittadella un po' più turistica, e quindi insomma avevano deciso di creare azienda qua e creare, insomma, questi manufatti particolari. Grazie Ketty, e quindi adesso andiamo anche a vedere come funzionano questi telai, che comunque sono telai, diciamo, d'epoca. Sì, allora i nostri telai hanno un centinaio d'anni. Diciamo che
la tessitura che vanno a realizzare è completamente artigianale, diciamo che rappresenta quella che era la tessitura in passato. Prima venivano fatti, i manufatti venivano realizzati con dei telaietti in legno che ogni famiglia aveva per la costruzione degli oggetti, delle cose che potevano servire in famiglia, le coperte, le tovaglie per il pane, insomma. Erano telaietti in 70 cm, quindi qualora si avesse la necessità di realizzare un copriletto si univano diversi pezzi da 70 cm. Diciamo che questo, i telai che andiamo a utilizzare noi oggi hanno larghezze diverse, ma comunque rispettano, è un po' più moderno del telaietto in legno, ma rispettano comunque quella che è la lavorazione artigianale. E ora andiamo a vederli. Eccoci all'interno del laboratorio. Katie mi stava spiegando che ogni telaio è diverso per realizzare prodotti tessili diversi. Sì, assolutamente. Questo è il telaio che ha una larghezza di 3 metri. Andiamo a realizzare quelli che sono i tendaggi, copriletti e le cose che hanno necessità di una lavorazione infine. Infatti utilizziamo degli aghi molto sottili per andare a realizzare il pivones, che l'ago verrà messo così sull'ordito. Il telaio è composto da un ordito e una trama. L'ordito è la serie di fili che passano attraverso il pettine e la cassa battente. In questo telaio per esempio abbiamo più di 4.000 fili e poi andremo a creare l'unione tra l'ordito e la trama, andrà a creare il tessuto. In che modo? Semplicemente avvolgendo il filo di trama nell'ago, ok? In questo modo. Ora ve lo faccio piano così vedete. E così ora stiamo realizzando un'ingemmatura nel disegno di Subistocco e diciamo che lavoriamo in una porzione abbastanza limitata, ma quando andiamo a realizzare un copriletto col disegno della vite che ha più di 2500 pipiolini, insomma ci mettiamo giusto qualche giorno a realizzarlo. Siamo spostate all'altro telaio che è più antico dell'altro. Qua cosa state realizzando? Allora, qua stiamo realizzando dei tappeti, questo è l'inizio della cornice del tappeto e poi andiamo a seguire realizzando la parte centrale accompagnata dalla cornice. Qua abbiamo degli aghi leggermente più grossi perché con il tappetto andiamo a creare un pipiolino leggermente più paffutello, insomma. Allora, praticamente il telaio è composto da diversi elementi. Abbiamo l'ordito che passa attraverso il pettine tramite questi listellini che vedete qua. Noi queste maglie praticamente infiliamo il filo in ogni singola maglia, passerà poi attraverso il pettine e arriva fino a qua dove c'è la base operativa del telaio. Quindi abbiamo i fili d'ordito, ora non rimane altro che inserire il filo di trama per poter poi costruire il tessuto. In che modo? Con il passaggio di questa navetta in questo modo, okay, passa in mezzo ai fili, viene spinta dall'operatore, tolta e così poi una volta infilato, ora qua abbiamo già l'ago inserito, una volta infilato l'ago si vanno a creare i pipiolini in questo modo. Ok, questa è la modalità in cui vengono inseriti i pipiolini. Successivamente questa cassa battente che in questo telaio è meccanico, ok, ma nei telai antichi in legno che si usavano prima era
la forza delle donne che tiravano la cassa battente e davano compattezza al tessuto. Quindi l'unica differenza che c'è, seppur vediamo molto metallo, è che la cassa battente dà una spinta maggiore e quindi dà più compattezza al tessuto, ma in realtà non c'è nessuna differenza con i telai che si usavano un tempo in casa. Il risultato finale è sempre quello, insomma. Tutto interessantissimo, e i vostri tessuti anche come motivi richiamano sempre la tradizione sarda. Sì, assolutamente, ci teniamo particolarmente. Diciamo che poi spaziamo anche nei colori e nei disegni, andando incontro anche alle esigenze del cliente, ma ci teniamo in modo particolare a riprodurre quelli che sono i disegni della tessitura sarda, come per esempio questo pavone. I pavoni sono simbolo di immortalità, li rappresentiamo un po' dappertutto, anche altri artigiani, nel legno, nelle cassapanche, insomma, i ceramisti lo stesso rappresentano la pavoncella in tanti modi, e noi lo riportiamo qua nella tessitura. Tra i tanti pavoni che abbiamo, questo è uno dei più particolari perché è uno degli disegni più antichi che abbiamo. È stato riprodotto da una tenda di una cliente che ce l'ha portata per restaurarla, e siamo risaliti che era uno dei pavoni più antichi e l'abbiamo riprodotto, insomma. Prima vi ho parlato del disegno dei pavoni, ma abbiamo anche altri disegni tradizionali come questo del balletto, dove rappresentiamo l'uomo e la donna alternati, come in realtà avviene nei balletti folcloristici. O ancora il disegno del subistocco, che non ha nessuna attinenza con il pane carasau, ma gli viene dato questo nome, oppure il giglio. E parlando di artigianato artistico, a me, giustamente da archeologa, ha colpito tantissimo questo manufatto che in realtà rappresenta un'iconografia molto più antica, risalente al Neolitico, da una pittura parietale di una Domus Deianas, che è quella di Pubus Attila a Villanova a Monteleone. E anche questi pesetti da telaio che riproducono i pesetti da telaio del Neolitico. Katie, raccontaci com'è nato questa opera artistica, potremmo dire, giusto? Sì, è un'opera artistica, è vero. Come abbiamo visto prima, diciamo che andiamo a fare i disegni tradizionali, quello è la nostra tessitura per eccellenza, ma poi ci dedichiamo anche a quello che riguarda il settore artistico. Questo pezzo appunto è un arazzo che è stato riprodotto, come hai detto tu, dalla Domus di Villanova Monteleone, e in realtà ha vinto una biennale che si chiamava Intreccio nelle mani del 2013, è stato il pezzo vincitore. L'abbiamo realizzato con la colorazione delle lane con la robbia pellegrina, e gli inserti delle bacchettine e i pesi in ceramica raku. I pesi in realtà sono una riproduzione di quelli che venivano utilizzati veramente prima come pesi, ossia le pietre che tenevano in tirare l'ordito per poter poi lavorare sulla trama. Vediamo lo stesso motivo riprodotto anche in un tappeto. Sì, giustissimo. Sempre parlando di pezzi artistici, oltre ai intrecci neuralgici, è stato creato anche sui tappeti. Qua per esempio abbiamo due rappresentazioni, un positivo e un negativo, dove andiamo a realizzare intrecci neuralgici con la tessitura chiamata a nido d'ape, ossia la fuoriuscita del pipiolino, un punto sì e un punto no. Ok, la tessitura si caratterizza in diverse tipologie, un tutto pieno, un nido d'ape, semipieno, insomma, e qua abbiamo creato un nido d'ape. Quindi abbiamo visto una ricerca artistica, ma anche una ricerca di tipo tecnico nel utilizzare materiali naturali
che in Sardegna si usano da tanto tempo, ma anche in modo nuovo, Sì, giusto? assolutamente. Infatti, quello che questo qua praticamente è l'asfodelo, quello che è l'arbusto che veniva utilizzato per la creazione dei cestini. Noi lo riduciamo in listellini molto fini ed andiamo ad applicarlo in tessitura creando il pippiolino. In che modo? Andiamo ad avvolgere come avviene per il filo l'asfodelo. Ora non posso farlo perché andrebbe bagnato, insomma, e quindi magari è troppo rigido in questo momento. Andando ad avvolgere nel lago l'asfodelo e creando poi il manufatto finale, come vedete qua, del pippiolino in asfodelo. E parlando di innovazione, mi spiegavi che si possono riutilizzare, dando nuova vita, anche degli elementi tradizionali di corredo che magari oggi non sono quasi più utilizzati. Sì, effettivamente sì. Questa per esempio è una vecchia tovaglia da pane datata dei primi del Novecento. Niente, praticamente ci teniamo particolarmente a dar nuova vita a questi tessuti, insomma, che oggi vengono abbandonati negli armadi, creando degli arazzi, decorandoli in modo particolare. Qua per esempio abbiamo rappresentato sempre col costume tradizionale una coppia che si sposa. Le caprette sono state realizzate con pezzi di tessuto in asfodelo e alcuni in broccato, come potete vedere lassù. E qua lo stesso, insomma, sono sempre tutti elementi molto particolari realizzati con i tessuti di riciclo, insomma, del nostro laboratorio. E stiamo continuando la nostra visita al laboratorio e qui abbiamo anche dei paralumi artigianali. Sì, allora diciamo che un po' di anni fa avevamo proprio noi ci teniamo tantissimo a curare l'arredo nel particolare, e la base lampada è un particolare nell'arredo, ma abbiamo sempre riscontrato una certa difficoltà nei ceramisti a realizzarla. Perché? Perché non riuscivano a trovare il paralume giusto per quella lampada. E da là è nata la nostra idea di creare i paralumi. Infatti siamo l'unica azienda in Sardegna che realizza il paralume di sana pianta, e lo curiamo nel particolare come tutte le nostre cose artigianali. Abbiamo terminato la nostra visita. Io ringrazio Chetti e la famiglia Mariotti non solo per tutte le cose interessantissime che ci ha detto, ma soprattutto perché mantengono viva una tradizione e conoscenze, saperi che un tempo erano un patrimonio comune, un patrimonio della nostra cultura, ma che oggi con la globalizzazione e l'ipertecnologizzazione di qualsiasi settore si stanno perdendo. Per cui oggi ci vuole veramente, oltre alle competenze, tantissima motivazione per poter mantenere in vita anche questo tipo di attività e quindi tramandare questi saperi. Grazie a voi di averci dato questa opportunità di far conoscere la nostra tessitura, i nostri prodotti, insomma, artistici. Grazie, e vi ringrazio anche per questo bellissimo omaggio che ci avete fatto. Ecco, è una mascherina, come potete vedere, con l'immagine della Dea Madre.
Eccoci, ci siamo spostate dal mare alla montagna, adesso siamo a Lanusei e siamo arrivate al parco archeologico del Bosco Seleni dove troviamo un importantissimo sito nuragico. Siamo qui in compagnia di Francesco Manca della cooperativa La Nuova Luna che ci accompagnerà nella visita del sito. È una cooperativa che gestisce il sito da tanti anni, quindi prima di iniziare la visita vorrei chiedere a Francesco anche di raccontarci qualcosa del vostro lavoro. Sì, buongiorno Ilaria, benvenuta. Noi lavoriamo qui dal 97, in quanto i primi scavi, diciamo, che ci hanno consentito poi di avviare la gestione sono stati fatti dal dottor Mauro Perra tra il 95 e il 96 e hanno riguardato le due tombe dei giganti. Successivamente poi ci sono stati altri scavi, magari ne parliamo più avanti, però dal 97, noi dal giugno del 97 gestiamo il sito ininterrottamente. Con i nuovi scavi poi che hanno riguardato l'area del villaggio tra il 2007 e il 2009 ovviamente la gestione si è ampliata e oggi noi possiamo offrire una ampia gamma, diciamo così, di ciò che la civiltà nuragica ha rappresentato ai nostri visitatori, offrendo loro tutto lo spaccato, insomma tutto il mistero, il fascino di questa civiltà millenaria. Siamo arrivati alla prima tomba dei giganti e qui ne abbiamo due molto belle. Vi ricordo, per chi non ci avesse seguito nelle altre puntate o chi non fosse esperto di queste tematiche, che le tombe dei giganti erano dei monumenti funerari ma anche delle vere e proprie tombe collettive dove venivano seppelliti tutti i membri di una delle comunità nuragiche, insomma. Potevano essere utilizzate per molto tempo. Normalmente, spesso in molti siti ne abbiamo anche più di una perché poi col passare del tempo se ne costruivano altre e quindi si smetteva l'uso di una tomba e si iniziava l'uso di un'altra. Erano però anche dei veri e propri santuari in cui si veniva a onorare gli antenati e anche a portare quindi delle offerte, a praticare dei rituali, proprio per quello che noi chiamiamo il culto degli antenati. E ora, insomma, Francesco, raccontaci qualcosa in più proprio su questa tomba. Questa, la Seleni prima, un nome che le fu dato dal generale La Marmora che le visitò, o meglio, non per primo le visitò, ma per primo ne scrisse, Seleni prima e Seleni seconda, viene datata tra il XV e il XIV secolo a.C. È una tomba di tipo ortostatico o dolmenico, ovviamente per quanto riguarda il corridoio, anche se noi dovremmo parlare per la costruzione di questa tomba di una tecnica mista perché l'estradosso è fatto a filari, cioè il muro che costituiva poi la base, il sostegno per il tumulo è fatto a filari, quindi nella tipologia più recente con cui è stata costruita invece la seconda tomba. Questa datazione tra il XV e il XIV secolo è data soprattutto dai ritrovamenti ceramici che sono stati trovati di fronte all'Esedra nei primi strati di scavo e sono pertinenti a scodelle, piatti, frammenti ovviamente di terracotta che venivano usati durante i riti che si presume si facessero, cioè l'offerta, il consumo di cibo o di una libagione insieme appunto agli antenati. L'esedra che rappresenta che cosa? Ha almeno tre simboli secondo gli archeologi. Il primo, più conosciuto probabilmente, è quello delle corna taurine, che rappresenta la virilità, la forza riproduttrice maschile. Il secondo rappresenterebbe in sostanza le gambe spalancate di una donna nell'atto del parto, rappresentando quindi il corpo tombale, l'utero della madre terra. E il terzo, non secondario, vedremo perché, l'abbraccio al sole nascente. Il sole nascente che sorgeva di fronte alla tomba e tramontava alle spalle, quindi rappresentando la ciclicità di vita e morte che le tombe rappresentano appunto e anche come auspicio proprio per la rinascita dei defunti. Bellissima, interessantissima questa cosa che hai appena detto, anche perché fra un po' parleremo anche dell'orientamento di queste tombe che è stato studiato
Ma prima volevo aggiungere qualcosa su questa bella esedra, perché come potete vedere, diversamente da altre tombe dei giganti che abbiamo già visto nelle altre puntate, in questo caso abbiamo un'esedra che si conserva molto bene, molto ampia e anche molto leggibile, quindi possiamo vedere che le lastre ortostatiche che costituivano l'esedra formavano quindi questo semicerchio che poi definiva proprio l'area rituale e cerimoniale dove venivano svolti proprio i rituali in onore dei defunti. E poi qua si conserva molto bene anche il bancone sedile alle pareti che si suppone potesse essere usato sia per sedersi durante questi riti e cerimonie, sia forse anche per deporre le offerte. Parlavamo dell'abbraccio al sole nascente. Ecco, noi abbiamo voluto fare un esperimento, una sorta di tentativo, di gioco quasi, ma scientifico, e cioè abbiamo misurato l'orientamento dei due corridoi funerari, ipotizzando che questo, cioè l'orientamento, fosse stato scelto dai costruttori delle tombe, quindi il primo impianto, proprio con l'intenzione di rivolgersi al sole nascente nel giorno del solstizio d'inverno. Abbiamo fatto delle misurazioni e risulterebbe, se crediamo all'intenzione di rivolgersi al sole nascente, che il primo impianto delle tombe sarebbe da retrodatare di 3 o 4 secoli addirittura rispetto alla datazione che ho detto prima, che si basa però su dati archeologici. Ora, questo ovviamente è solo un'ipotesi che sarebbe da verificare attraverso ulteriori dati archeologici, vedremo se sarà possibile. È interessante anche scoprire che l'orientamento delle due tombe è leggermente diverso e questo farebbe pensare a una distanza nel tempo tra la prima e la seconda di circa 120 anni. La datazione data dall'archeologo ha esattamente questo scarto, quindi XV-XIV per questa tomba, XIV e XIII per l'altra tomba. Siamo arrivati alla seconda tomba, come potete vedere anche questa molto bella, molto ben leggibile e si vede subito la differenza di tecnica costruttiva rispetto a quella che abbiamo visto prima. Quindi qui abbiamo un esempio di tomba dei giganti in tecnica a filari, quindi vedete che sia alla facciata sia all'interno il corpo tombale che vedremo tra poco è proprio costruito in diversi filari di conci ben lavorati. Ma qui abbiamo anche una particolarità che è tipica proprio di questa tipologia di tombe che riguarda l'ingresso, è giusto Francesco? Sì, Ilaria, in effetti qui troviamo una particolarità. Entrambe le tombe sono state restaurate in maniera conservativa, cioè l'archeologo ha risistemato solo le pietre della cui posizione di partenza era certo, sostanzialmente quelle scalzate dalla radice degli alberi, mentre non ha toccato quelle mosse dalle persone perché si è persa la posizione originaria. Tranne in un caso, appunto questo, l'architrave che è stata trovata spezzata, non in posizione, ed è stata riattaccata con il cemento ovviamente è rimessa dove si suppone, ma con buona, ottima probabilità si trovasse. Questa è una differenza rispetto alla prima tomba, ma non è l'unica, perché se, come vedremo all'interno del corridoio, qui si conserva il pavimento di granito originale che purtroppo per gli scavi clandestini nella prima tomba si era completamente perso. Qui ci troviamo di fronte a uno dei 3 conci con coppelle che caratterizzano proprio la tomba Seleni II del sito di Seleni di Lanusei.
È una rarità trovare almeno tre conci con coppelle in prossimità proprio di un luogo sacro. Non è raro trovarli in luoghi sacri, ma trovarne tre così vicini, uno purtroppo solo in stato di frammento, ma due integri, è abbastanza inusuale. Cosa rappresentano o a cosa servivano? Sull'interpretazione della loro funzionalità se ne sono dette un po' di tutte, da mortai a basi per dei bronzetti o delle statue, comunque più probabilmente un luogo che ospitava dei betilini, ma cosa rappresentavano? Probabilmente era la loro, chiamiamola, trinità, tant'è che qui abbiamo addirittura il 3 ripetuto 3 volte, che poteva essere, come dire, simboleggiare gli elementi base della loro religiosità, che poi era una religiosità naturale, quindi parliamo di acqua, terra, forse sole. Di sicuro avevano un valore cultuale molto forte per chi frequentava le tombe di giganti e soprattutto il culto degli antenati. Ecco, prosegue la nostra visita al parco. Come avete visto è un parco molto esteso, in realtà mi diceva Francesco 17 ettari in tutto, e quindi adesso ci siamo spostati nell'area del nuraghe e del villaggio nuragico, che ora andiamo a visitare. Siamo arrivati ai resti del nuraghe. Qui alle mie spalle, come vedete, in realtà è una struttura un po' particolare. Abbiamo questo sperone roccioso naturale e i resti delle murature, ma non si sa esattamente come fosse. Sì, di sicuro abbiamo una struttura di tipo nuragico, di epoca nuragica, che sfruttando le emergenze rocciose presenti e rifasciandole con una struttura filaria ha ottenuto un bastione che serviva probabilmente da vedetta. Non abbiamo la certezza che ci fosse una struttura abitabile, però realizzava quello che serviva alla popolazione che poi ha creato il villaggio, che contestualmente ha creato il villaggio, per controllare il territorio. Da lassù si controlla il territorio circostante per tantissimi chilometri su tutti e quattro i lati, compreso quello da cui stiamo arrivando, cioè quello delle tombe dei giganti, dove oggi sorge il bosco, che verosimilmente all'epoca non c'era. Quindi c'era un controllo assoluto del territorio. Noi sappiamo, o meglio, come dire, presumiamo che su questa struttura ci sia anche una storia particolare che è legata sempre al generale La Marmora, che durante la sua visita alla Lanusei fu omaggiato di un bronzetto abbastanza conosciuto, la sacerdotessa Offerentona Libagione, che è possibile vedere al Museo Archeologico di Cagliari, e lui scrive testualmente: mi feci portare sul luogo del ritrovamento di questo bronzetto, in una località che si chiamava all'epoca Fontana dei Denti a Bacai, oggi chiamiamo Gennacili, vi trovai una struttura megalitica che feci demolire fino alle fondamenta per trovare altri reperti. È verosimile pensare che quello che il generale interpretò come fondamenta fosse semplicemente il livello a cui arrivava la terra all'epoca, anche perché abbiamo poi una testimonianza successiva di circa 70 anni, ovvero una fotografia scattata da Thomas Ashby, fotografo che andava al seguito di un celeberrimo archeologo dell'epoca, Duncan Mackenzie, che ritrae il nuraghe Gennacili nel 1906 completamente coperto dalla terra e addirittura con un leccio cresciuto in cima. Stiamo proseguendo la nostra visita, stiamo visitando
il villaggio nuragico che si estendeva attorno al nuraghe, un villaggio molto esteso, stimato in ben 200 capanne. Francesco, qua dove ci troviamo esattamente? Qui ci troviamo in quella che è stata denominata Capanna 1, in seguito allo scavo effettuato tra il 2007 e il 2009 dalla dottoressa Gianfranca Salis, ed è una capanna che ha restituito, tra le altre cose, un vaso a beccuccio per la cottura di liquidi, ancora poggiato su un focolare domestico, una sorta di focolare domestico. Il fatto che fosse ancora lì ha fatto pensare a un abbandono repentino del villaggio. Per quale motivo non possiamo saperlo, però diciamo che questa particolarità ha destato questo sospetto. Inoltre qui è stata trovata anche il frammento di una spalla di un'anfora attica per il trasporto dell'olio, che testimonia i contatti che anche questa comunità, diretti o indiretti, aveva con genti provenienti dall'Egeo, dal vicino Oriente. Qui invece, Ilaria, ci troviamo nella capanna 3, che è una capanna particolarmente importante per vari motivi. Innanzitutto è stata realizzata utilizzando parti di muratura preesistente ed è divisa in due parti. Un altro aspetto importante è che al di sotto di questa capanna sono stati trovati dei frammenti che fanno ritenere ci fosse una fase di frequentazione più antica ancora del bronzo recente, quindi parliamo addirittura di bronzo medio. Tra l'altro sono stati scoperti anche dei muri con orientamenti diversi, quasi come se ci fosse stata una sopraelevazione, anzi senza quasi. Ma la parte più importante, più significativa di questa capanna è questo spazio qui che vediamo alle nostre spalle, che è una rotonda con bacile. Ulteriore testimonianza della presenza di queste particolari capanne per il culto dell'acqua, che si trovano anche in Ogliastra e sono state trovate anche a Sarkis Forros. In questo caso una rotonda di fattezza abbastanza grossolane, non particolarmente bella dal punto di vista estetico, che aveva sicuramente però anche una funzione, o soprattutto una funzione cultuale, almeno per lungo tempo. Non sappiamo se fino alla fine. È stato trovato anche il bacile, che purtroppo però al lato della sollevazione si è spaccato, quindi adesso è in fase di restauro. Un bacile che misurava 62 cm di diametro in alto e un foro centrale di 15 cm di diametro, in corrispondenza del quale c'era un serbatoio profondo 27 cm per lo scolo dell'acqua, con ancora due canalette sotterranee foderate d'argilla perfettamente funzionanti. Oltre a questo c'è ancora lo scolo superficiale, sempre per la fuoriuscita dell'acqua una volta che il bacile traboccava oppure faceva fuoriuscire l'acqua dalla base. Qui ci troviamo nel vano della scala d'accesso al piano superiore, chiamiamolo così, che consentiva di raggiungere appunto la sommità delle rocce, o possiamo definirlo luogo di vedetta, ammesso e non concesso che non ci fosse invece una torre abitabile. Di sicuro questa scala non è delle più comode e delle più accessibili perché è molto stretta, ma soprattutto le pedate degli scalini sono a loro volta molto strette. È quasi una scala a pioli, che sembrerebbe quasi più una scala di servizio per gli addetti ai lavori che per i fruitori, diciamo, gli abitanti di un eventuale nuraghe abitabile, appunto. Siamo in conclusione della nostra bella visita. Chiaramente l'area scavata è come sempre solo una minima parte dell'estensione dell'intero sito, che come abbiamo detto prima in questo caso è molto ampio, e speriamo insomma che le ricerche possano riprendere al più presto. Sì, lo speriamo, e di sicuro entro breve riprenderanno perché c'è uno stanziamento già sicuro per cui cominceranno dei nuovi scavi. Si terminerà uno scavo cominciato qualche anno fa di una capanna che ha restituito anche tracce di un focolare. Probabilmente verranno restaurati gli oggetti trovati sia all'interno delle aree delle due tombe che qui al villaggio. L'auspicio è che un giorno si possa indagare e scavare anche una struttura ellittica che sembrerebbe essere con ogni probabilità una fonte sacra, e quindi
ampliare ancora di più lo spettro di offerta per i nostri visitatori. A questo proposito permettimi di dire che noi siamo aperti, ovviamente al momento con tutte le limitazioni dovute alla pandemia, ma ci auguriamo che prestissimo torneremo operativi al 100% con l'orario normale e quindi invitiamo tutte e tutti a venirci a trovare. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, conclusione della terza settimana del nostro viaggio. Ringrazio Francesco per questa interessantissima visita a questo sito straordinario che avevo visitato tantissimi anni fa, quindi sono molto felice di averlo finalmente rivisto anche dopo il proseguo degli scavi. E quindi ragazzi, io vi do appuntamento come sempre lunedì alle 8 per la diretta di anteprima della prima puntata dell'ultima settimana del nostro viaggio. Vi ringrazio per averci seguito. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un commento. Lo so che lo ripeto sempre, ma è veramente importante per noi leggere insomma le vostre impressioni, quali riflessioni vi ha suscitato la visione del video. Vi invitiamo anche a visitare questo meraviglioso sito. E insomma, fateci sapere davvero cosa ne pensate. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, grazie a tutti coloro che partecipano attivamente al progetto e a tutti coloro che ci stanno sostenendo anche con le donazioni e con gli acquisti dei nostri gadget e t-shirt sponsorizzate. Vi ricordo che con ogni donazione riceverete in cambio un voucher di pari valore all'importo della donazione per partecipare a qualsiasi escursione o viaggio di Sardegna Sacra a vostra scelta. Quindi appuntamento lunedì alle 8 e vi salutiamo. Ciao! Ciao!